Sport, 4x4 e Veneto. Sono queste le parole chiave di un progetto che nasce grazie alle sinergie fra aziende che operano in aree geografiche diverse del bellunese, del trevigiano e del vicentino e che mettono in rete discipline sportive complementari, dalla mountain bike al rafting, dallo sci al volo libero. Oggi presentiamo un progetto che lega due territori vicini, però che finora non si avevano poco parlato, che è il territorio del Feltrino con quello dell'Alta Trevigiana, Possagno, Asolo e parte anche della provincia di Vicenza con Bassano. Oggi la presentazione di un qualcosa nato grazie a fondi che arrivano a fondo perduto da Europa, Stato e Regione, fondi che nel prossimo bando ne potranno sostenere la veicolazione anche fuori dai nostri confini. Questa è un'ulteriore occasione per iniziare a lavorare e fare rete sempre di più per un territorio che di fatto condivide tantissime opportunità, tantissime situazioni, oltre al Grappa anche tutta una serie di attività, soprattutto sportive, e questo bando ne è la dimostrazione. Qual è l'importanza dell'iniziativa di oggi? L'offerta turistica ha una clientela internazionale, oltre che a quella nazionale, di un prodotto unico che offre il bellunese, il vicentino e il trevigiano. Questo è un finanziamento che arriva tramite i fondi Porfeser, nella dimostrazione che è possibile creare dei prodotti turistici che tra l'altro sono anche interdisciplinari e interprovinciali, perché questo progetto è un progetto che si svolge all'interno del territorio bellunese ma anche trevigiano e vicentino, quindi questo dimostra come oggi il turismo stia cambiando, si punta molto sul green, sul verde, sulla sostenibilità, sull'attrattività anche dell'aspetto sportivo e quindi tutto ciò che riguarda appunto il turismo all'aria aperta.